Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Noi siamo quello che mangiamo, diceva un filosofo tedesco, e allora delle volte non sappiamo chi siamo perché non sappiamo cosa mangiamo, nel senso della qualità del cibo e degli effetti che fa su di noi. Le scelte alimentari condizionano non solo la nostra salute, ma anche la nostra identità sociale, la nostra identità culturale. E allora come fare a orientarsi in questo mondo in cui siamo sedotti dalla pubblicità e siamo confusi dai media, dove ognuno che scrive è uno scienziato e ha la sua idea sulle cose? Ecco, allora per rispondere a questi dubbi abbiamo delle persone come quella che ospitiamo oggi e ne siamo molto contenti, come il professor Dario Bressanini. Io penso che dovrebbe essere molto contento di essere qui. Noi siamo contenti di averla, ma anche lei di essere qui, perché questo è un luogo di alta divulgazione culturale. E la divulgazione è una cosa molto seria, che va fatta da persone molto competenti e che hanno una marcia in più, che sanno trasmettere quello che sanno. E il professor Bressanini ne è, come dire, un esempio preclaro, perché ha la capacità di rispondere in maniera scientifica a tutte le domande, e mi piace dire tutte le domande, perché, vabbè, adesso, insomma, no, tutte in questo senso, professore, nel senso che ci sono domande che hanno delle risposte magari scientificamente più complesse e sono complesse, ma lei risponde anche alla domanda se un uovo va messo in frigorifero oppure no per essere conservato, e io la trovo una scelta scientificamente democratica e quindi questo mi piace molto. Tutte le domande devono avere una risposta, siano banali e non siano banali. Il professor Bressanini ha la capacità di rispondere in maniera tecnicamente corretta e scientificamente apprezzabile anche alle domande più banali. Per questo noi siamo molto onorati di averlo tra noi e per questo devo ringraziare il Festival delle Idee che ha come dire, scelto anche quest'anno l'Ateneo Veneto come sede per fare delle iniziative, una si è svolta ieri e una si svolge oggi, e in particolare ringrazio quella che io definisco la regina del Festival delle Idee, Marilisa Capuano, a cui lascio la parola. Buonasera, questo è il penultimo appuntamento di un festival lunghissimo che è iniziato il 17 settembre e molto pubblico ha viaggiato con noi in questo mese e mezzo, e sul tema la via dei talenti e l'immaginazione abbiamo pensato proprio di ospitare Dario Bressanini, proprio perché lo riteniamo un grandissimo talento. Voglio ringraziare la Presidente di ospitarci anche quest'anno e spero che viaggiate con noi anche nei prossimi anni, e buon proseguimento con noi Dario Bressanini, accompagnato in dialogo da Maureta Capuano. Grazie e buona serata. Grazie mille, grazie a tutti voi. Ci tengo a dire che a volte come risposta bisogna anche accettare non lo sappiamo, che è una cosa che spesso gli scienziati hanno difficoltà a dire, specialmente quando sono in televisione, e abbiamo visto vari esempi durante la pandemia. Ecco, però come io posso rispondere a tutte le domande a patto che si accetti anche la risposta. Ma non lo sappiamo ancora, vedremo. Ecco. Comunque grazie mille per il gentilissimo invito. Effettivamente, insomma, mi sento un po'... è veramente intimorente questo. Grazie mille. Insomma, le presentazioni di Dario Bressanini mi sembra non ne abbia bisogno, le avete ampiamente già fatte voi. Io vorrei fare questo viaggio in quest'ora in cui staremo insieme
partendo un po' da Dario Bressanini ha fatto tante cose, oltre a quest'ultimo libro che vedete, La dieta termodinamica, ha esplorato tante realtà ed è di formazione un chimico, no? Sì, sì. Ehm, Non solo di formazione, continua a farlo. Continua a insomma. fare, certo. È ricercatore universitario, ha oltre 1 milione di follower sui suoi blog, è un grande divulgatore. Ma la cosa che mi ha colpito in particolare di questo libro e di come è nato è che lui, nonostante tutta questa conoscenza scientifica, ha voluto sperimentare di persona, e lo racconta anche, tutte le diete possibili e immaginabili per arrivare poi alle conclusioni che l'hanno portato a scrivere anche questo libro, che sono interessanti perché lui dice che ognuno di noi poi deve trovare la sua via e aggiustarla. Ecco, volevo partire da questo. Partiamo da qui. Sì, allora, non le ho provate tutte perché credo ne esistano migliaia. Se uno va in una libreria ne trova veramente migliaia di libri, alcune sensate, alcune bislacche, alcune che non hanno né capo né coda. Ho provato quelle che ho descritto scientificamente, quindi ho selezionato quelle più in voga in questo momento e che avevano un buon numero di articoli scientifici a supporto che potevo andare a indagare. Io nel libro mi pongo sempre come divulgatore, quindi faccio da tramite tra la ricerca scientifica, con i suoi linguaggi a volte difficili da interpretare, i numeri, gli esperimenti, le pubblicazioni scientifiche, e il grande pubblico non esperto. E quindi insomma, io non metto le mie idee, le mie opinioni nei miei libri. Quindi quando ho selezionato le varie diete che ho descritto nel libro e ho analizzato dopo la parte, diciamo, più di fondamenti sulla termodinamica, che poi magari ho deciso di provarle su me stesso. Non tanto per fare un esperimento per vedere se funziona o meno, perché non avrebbe avuto senso ovviamente con un singolo soggetto. D'altra parte ci sono studi non so, sulla dieta chetogenica, sulla dieta low carb, sul digiuno intermittente, ci sono migliaia di articoli, quindi il mio non era un esperimento, diciamo, scientifico, ma volevo sperimentare diciamo, psicologicamente cosa si provava ad avere delle restrizioni, che magari sono sicuro statisticamente qualcuno di voi qui nella sala ha provato a mettersi a dieta o magari la sta facendo adesso, e quindi ci sono diete che sono più o meno restrittive, ti tolgono degli alimenti, ti dicono cosa fare, cosa non fare, e a volte possono essere anche molto, molto faticose. Quindi io ho deciso di, così, durante la scrittura della bozza del capitolo corrispondente, provavo e vedevo, quindi di volta in volta ho dovuto rinunciare alla colazione quando stavo scrivendo il capitolo sul digiuno intermittente, ho dovuto eliminare i carboidrati, quindi anche la mia fettina di colomba o di veneziano, di panettone che tengo sempre surgelata per la colazione, per quasi tutto l'anno praticamente, quando facevo la chetogenica che elimina tutti i carboidrati e così via. Devo dire che la tradizione degli scienziati che autosperimentano su loro stessi adesso non è più accettabile, ci sono i comitati etici, nessuno accetterebbe una roba di questo genere, però è molto lunga, è antichissima, e ancora fino alla metà del Novecento era una cosa abbastanza comune, nessuno si stupiva, per cui anche quando si sviluppavano farmaci o si testavano nuove molecole, molte molecole, per esempio, parlando di dolcificanti, no? Che noi, per esempio l'aspartame, la saccarina, le persone l'hanno assaggiata, i chimici che l'hanno sintetizzati l'hanno assaggiata per vedere così che proprietà aveva. Hanno scoperto che erano dei dolcificanti, l'hanno utilizzate. Negli anni 50, quando sono stati sviluppati da Salk e Sabin i vaccini contro la poliomielite, la prima cosa che ha fatto Salk è di provarlo su se stesso, sui suoi figli. Quindi diciamo, mi sono inserito in questo solco in una maniera molto più tranquilla, ecco, perché dovevo solo fare per una settimana saltare la colazione o eliminare la pasta e la pizza e così via. Quindi sì, insomma, comunque è stato anche faticoso, devo dire. Io adoro i carboidrati, per cui
Ecco, chi non li dà, non è vero, perché adesso è un momento storico in cui sono il grande Satana per alcuni, no? I carboidrati sono cattivi. questo volevo chiedere, eh, infatti, come mai c'è stata questa demonizzazione dei carboidrati? Lo allora, spiega un po', però sì, è vera, è giusta, è no, è vera sbagliata? no, nel senso che non c'è nessun motivo per cui debbano essere visti come i cattivi, però quando si parla di ciò che mangiamo, no? Prima si citava il filosofo, noi siamo ciò che mangiamo, e in un certo senso è vero, vabbè, è vero in un senso letterale, nel senso che quando noi mangiamo delle cose, le molecole, tipicamente le proteine, ma anche i grassi che noi consumiamo, poi vanno a far parte del nostro corpo, quindi letteralmente è proprio vero che noi siamo quello che mangiamo, no? Dobbiamo insomma, sostituire le molecole, le proteine che insomma, si sfasciano, e quindi dobbiamo costruirne di nuove. Però è vero anche in un altro senso, nel senso che il cibo scatena ovviamente tutta una serie di emozioni, di sentimenti, di sensi identitari. Ci sono alcuni, diciamo, regimi alimentari, modi di alimentarsi che sono molto identitari. Per esempio, pensiamo a chi decide di abbracciare diciamo, la filosofia vegana, per esempio, no? Quindi lo fa non tanto per dimagrire o perché non gli piace la carne, ma perché Come stile di sì, vita? esatto, no? E questa cosa si vede per esempio anche non solo in questo tipo di alimentazione, ma anche nelle diete. Ci sono gruppi Facebook, canali Telegram dedicati solamente a chi fa un tipo di dieta, appunto. E tra questi c'è il rifiuto totale dei carboidrati per alcuni, che appunto, non ha senso scientifico, però è una cosa che esula un po' delle diete, ma è una cosa molto più generale. Il cercare un nemico esterno, no? Permette a una comunità, e anche di solito a il capo della comunità, il guru, la persona di riferimento, di rinserrare le fila contro il nemico esterno. Questa è una cosa tipica della politica, ma non solo dei nostri anni. E quindi questa cosa è stata molto sfruttata nei secoli per promuovere regimi alimentari o diete di un tipo piuttosto che un altro. La prima idea di eliminare i carboidrati perché facevano male, facevano ingrassare, eccetera, eccetera, risale addirittura all'800. Infatti riporto nel libro, c'è William Bunting, che era un impresario di pompe funebri di Londra, che lancia appunto la sua dieta, che viene chiamata appunto dieta di Bunting. Il suo libricino dove racconta che un suo medico gli ha prescritto di eliminare tutti quelli che noi adesso chiamiamo carboidrati, lui chiamava le sostanze saccarifere, no? E gli ha permesso di dimagrire, e quindi lui è stato il primo libro di grandissimo successo, ha venduto decine di migliaia di copie nella Londra appunto dell'800, che metteva al bando i carboidrati. Però dall'800 ad adesso sono cambiati di volta in volta i nemici, perché negli anni 60 o 70 per esempio erano i grassi i grandi nemici, e lì sono comparsi tutti i cibi low fat, i cibi senza grassi. Adesso siamo nella fase in cui sono i cibi senza carboidrati. Qui c'è un fattore un po' psicologico, perché ovviamente quando si parla di diete, di perdere peso, c'è la fisica, c'è la fisiologia, ma c'è anche tanta psicologia, reazioni emotive, e l'associare la motivazione, il perché una persona per esempio non riesce a dimagrire, oppure perché ha ripreso peso, che spesso causa in molte persone frustrazione e sensi di colpa, l'additare un nemico esterno esplicito, anche se non ci sono prove scientifiche che sia quello, permette un po' di scaricare questa colpa, no? E quindi è umanamente comprensibile. E in questo periodo abbiamo poi, appunto, ci sono vari, io li chiamo guru, in senso un po' dispregiativo volutamente, perché quello che dice la scienza è che noi non dovremmo demonizzare nessun singolo alimento, perché quello che conta è
quello che noi mangiamo nel nostro complesso, no? E infatti l'invito in questo libro nella sua insomma filosofia poi rispetto a queste questioni è di trovare un modo per cambiare proprio la visione del modo di alimentarsi e farne uno stile di vita, Sì. cioè che diventi un modo di essere, capendo che nel tempo uno deve anche modificare, no, determinate abitudini, e fa degli Sì. esempi anche in questo. Però più o meno quello che viene fuori è che gli schemi delle diete sono sempre gli stessi, Sì. no? Più o meno Sì, sì. nel marketing Certo. di oggi e nella confusione che crea anche in chi le segue. Ma questa dieta termodinamica, che cos'è? Allora, diciamo, l'essere umano, come qualsiasi animale, qualsiasi sistema nell'universo, deve rispettare le leggi della fisica, le leggi naturali. Una di queste è la legge della conservazione dell'energia. Non sto dicendo niente, io non mi sono inventato niente, sono cose notissime da secoli. Okay. E quindi noi ci siamo evoluti, noi esseri umani ci siamo evoluti per non sprecare risorse, in particolare per non sprecare Vabbè. Per non sprecare grassi. Quindi i nostri avi cacciatori raccoglitori, che oggi mangiavano la gazzella che forse erano riusciti a catturare e magari per una settimana no, hanno sviluppato tutto un sistema che tuttora noi abbiamo, i nostri geni sono ancora quelli, per mantenere le riserve di grasso, perché sono preziose, sono molto preziose. E quindi il nostro corpo tende a non consumare, non buttarle via. Allora, l'energia che noi mangiamo, il cibo ci serve per tante cose, ci serve come mattoni, come vi dicevo prima, per costruire le nostre proteine, quindi le proteine che noi mangiamo, le spezziamo, le utilizziamo con gli aminoacidi per costruire altre proteine. I carboidrati e i grassi ci servono anche loro un po' per costruire le cellule, i carboidrati, la stragrande maggioranza dei carboidrati che noi mangiamo servono per dare energia che serve per far funzionare certi tessuti, certe cellule. Alcune cellule del nostro corpo funzionano solo con glucosio, globuli rossi per esempio, oppure prevalentemente con il glucosio. Il cervello non vuole tanto consumare grassi, cioè non li vuole proprio consumare, vuole il glucosio. Allora, siccome l'energia si conserva sia nelle stelle che negli esseri umani, se noi mangiamo più energia che è dentro il cibo, no? Le calorie che noi leggiamo sulle etichette, di quella che noi consumiamo muovendoci, ma anche e soprattutto vivendo, perché noi la maggior parte della nostra energia la consumiamo anche stando fermi, respirando, il cuore batte, i polmoni funzionano, il nostro sistema immunitario sta funzionando, il sangue circola, quindi il 60-70% dell'energia che è il cosiddetto metabolismo basale la consumiamo così. Quindi inevitabilmente una legge a cui non possiamo sottrarci è che se noi mangiamo più energia di quella che consumiamo, poiché noi non abbiamo modo di buttarla fuori in altra maniera, non la perdiamo in bagno, non la perdiamo sudando, ce la teniamo, e quindi semplicemente la termodinamica, il primo principio della termodinamica ci dice che non c'è altra alternativa per il nostro corpo se noi mangiamo di più, di accumularlo nei grassi. E viceversa, se vogliamo dimagrire, dobbiamo mangiare di meno a livello di energia, non tanto di peso, di volume, ma energia contenuta, di quello che noi consumiamo. E ci sono solo due modi per alterare questo bilancio, che sono quelli del principio di conservazione dell'energia e del primo principio della termodinamica, che magari qualcuno di voi si ricorda dalle scuole superiori. Quindi le variazioni di energia dipendono dal calore, e dall'energia che noi mangiamo e dall'energia che noi consumiamo. Quindi o aumentiamo l'attività fisica o diminuiamo quello che mangiamo, o tutte e due. Quindi ho deciso di chiamare questo libro dieta termodinamica, ma non perché sia una dieta particolare, perché qualsiasi dieta che ti fa dimagrire, anche se a volte la nasconde con trucchi particolari, ti fa pensare che ci siano dei segreti particolari, dei protocolli particolari, se ti fa dimagrire è perché ti fa mangiare di meno, cioè questa è la triste verità, ecco. Però a volte, no, dico triste perché cioè noi esseri umani amiamo le storie, amiamo il pensiero magico, per cui di volta in volta ci sono
delle diete che a volte arrivano alla ribalta, arrivano in televisione, costruiscono dei personaggi mediatici. Io mi ricordo qualche anno, insomma più di 10 anni fa, forse 15 anni fa, c'era un personaggio che era sempre in televisione, che aveva la sua dieta, un farmacista, e lui diceva: no, ma io ho capito il segreto per dimagrire, no? Tu puoi mangiare quanto vuoi, però solo di alcuni alimenti. Ti dava una lista di alimenti. Per esempio, la mattina, a colazione, puoi mangiare del petto di pollo. Quanto ne vuoi? Scondito, scondito. Però quanto ne vuoi? Io non ti metto limitazioni, no? A pranzo cipolla cruda. Quante ne vuoi? Noi non ti mettiamo... Quindi uno prova... Cioè, non so se avete presente già il petto, io non ho mai mangiato il petto di pollo la mattina. Mio cognato ha deciso di fare questa dieta, effettivamente ha dimagrito, perché quanto petto di pollo vuoi mangiare la mattina, no? Cioè, poi dice: sono dimagrito. Insomma, ma certo sei dimagrito perché ovviamente hai mangiato di meno, no? Poi ovviamente finita questa dieta ritorna a mangiare come prima, ha ripreso peso. Quindi a volte le diete vengono costruite o ad arte o per caso, come quella che appunto elimina i carboidrati di cui dicevamo prima, e sono solo dei trucchi per farti mangiare di meno. A volte è esplicita la cosa, a volte è implicita, però tutte le diete che funzionano rispettano la termodinamica, quelle che non funzionano non la rispettano, è una legge di natura. Ecco, però nel libro tu analizzi anche tutti i vari aspetti, no? La dieta intermittente, Sì. la moda delle pillole che c'era stata, Sì. e che poi... ma alla fine, ok, bisogna mangiare meno, ma il segreto qual è però? Ma anche lì... Perché mangiare meno diventa anche quello... Certo, uno dice, vabbè, è una roba, è una roba generica. In realtà, prima di tutto... non è tanto generico perché nel momento in cui uno capisce questa cosa, cioè capisce che non è il mangiare il pollo la mattina, non sono i carboidrati, oppure per alcuni, diciamo, filoni di queste sette alimentari sono i carboidrati ma solo dopo le 18, per cui se tu li mangi la pasta a pranzo non c'è nessun problema, se la mangi a cena magicamente ingrassi, crei energia dal nulla, no? Il moto perpetuo gli fa un baffo. Quindi ci sono ovviamente decine di migliaia di studi che si sono accumulati sia sulle singole diete, e quello che salta fuori è che la cosa più importante, se uno decide, non è obbligatorio, però se uno decide per vari motivi di dimagrire, di perdere peso, la cosa più importante non è il tipo di dieta che fa, ma il fatto di, ovviamente deve creare deve mangiare meno, deve creare un deficit calorico, e se uno va da un nutrizionista, da una dietologa, così gli fanno i calcoli loro, non dobbiamo impazzire noi con i calcoli. La cosa più importante però non è il tipo di dieta, non è la chetogenica, la dieta a zona, una volta c'era la Dukan, adesso è sparita, sono sicuro che fra 10 anni nessuno parlerà della chetogenica e ne arriverà qualcun'altra, però tutte queste, la cosa più importante è seguirla rigorosamente per 6 mesi, un anno, perché questa è la cosa che conta, il creare questo deficit energetico che permette al nostro corpo, poiché il nostro corpo deve continuare a vivere, di dire non mi sta dando da mangiare apposta, pigliamo un po' le riserve di grasso che abbiamo appunto sulla pancia, sulle cosce, no, sul sedere, cose così. E però, quindi questa è la condizione necessaria, diciamo così. Quindi mangiare meno vuol dire ridurre meno. Ci sono modi buoni e modi cattivi di dimagrire, questo è importante dirlo, infatti nel libro racconto anche di chi ha tentato e ci è riuscito di dimagrire tantissimo, ha perso 20 kg, 25 kg, andando tutti i giorni, 3 volte al giorno da McDonald's, mangiando patatine fritte e hamburger tutti i giorni, e ha deciso ed è riuscito a dimagrire, perché per esempio uno aveva una strategia di ordinava da McDonald's e mangiava mezza porzione. Questo per esempio è un modo di mangiare meno. Ovviamente è una dieta, cioè nel senso letterale di dieta come regime alimentare scellerata, perché non è nutrizionalmente completa, mancano le fibre, però è un esempio di come si può dimagrire mangiando malissimo. Okay. Quello che mostrano altri studi, perché tante persone, tanti scienziati si sono messi a analizzare questa domanda, e purtroppo quello che si vede è che nella stragrande maggioranza delle persone che hanno fatto una dieta e hanno perso una quantità insomma importante di chili, diciamo 10, una cosa di questo genere,
l'80, a volte il 90% delle volte riprendono nel giro di 2 o 3 anni tutti i chili persi. E quindi, però qualcuno invece no. E quindi la domanda interessante era perché, come hanno fatto? E quindi anche lì studi su studi, vanno a chiedere, fanno le analisi. Quello che si è visto è che chi è riuscito a, dopo aver perso peso, a mantenere il proprio peso forma, ha cambiato modo di mangiare. Quindi cioè, bisogna rassegnarsi al fatto che per esempio con l'età il metabolismo, insomma, io consumo di meno, io non posso più mangiare quello che mangiavo quando mi ero laureato, purtroppo mi devo rassegnare, no? E bisogna imparare anche a cambiare modo di alimentarsi, quindi mangiare meno vuol dire mangiare meno energia, non avere la fame la sera, e quindi imparare a mangiare cibi meno calorici ma più sazianti, quindi per esempio ricchi di fibre, e ancora una volta le fibre le troviamo per esempio nei cereali integrali o nei legumi. Io sono diventato un grande fan delle zuppe di legumi, per esempio. Quindi questo, e in più serve molto, non tanto per dimagrire, serve abbastanza poco per dimagrire, ma tantissimo per mantenere la nuova forma, l'esercizio fisico, giornalmente. Quindi chi è riuscito a mantenere, che è difficile perché viviamo cioè, per il lavoro, è difficile, però chi riusciva a mantenere il peso perso, non è che uno deve andare in palestra per forza, ma faceva un'ora di camminata al giorno, che prima non faceva, quindi ha aumentato il modo di vivere, sì, di consumare il cibo, ma anche di consumare la propria energia. Che mi rendo conto, e l'ho provato anch'io sono sulla mia pelle, è difficile a volte perché abbiamo il lavoro, insomma, la vita sociale, non è facile, ed è il motivo purtroppo per cui la stragrande maggioranza delle volte uno perde peso e poi lo riprende. Soprattutto, ecco, una cosa, diciamo, è che se uno lo perde troppo velocemente è quasi sicuro che lo riprende. Comunque è vero che oggi è difficile orientarsi, no? Sì. In questo enorme mondo di suggerimenti, appunto, detti, poi contraddetti. E questo libro, insomma, invece aiuta proprio a trovare una propria via. Lo spero, io non... Prima la Presidente dell'Ateneo citava l'uovo, no? Sì. Fa anche degli esempi concreti. Ecco, ci sono, non so, degli alimenti più dannosi di altri, in quale modo vanno utilizzati? Questo è anche interessante. Allora, prima di tutto rispondiamo alla domanda implicita, no? Cioè, l'uovo va tenuto in frigo. Ma c'è anche scritto sull'etichetta, cioè se uno compra la confezione c'è scritto l'uovo, e uno dice: ma perché l'uovo? Perché non è tenuto in frigo? Perché nei supermercati? Perché loro, cioè la legge vieta alle rivendite di uova di tenerlo al freddo, e invece poi c'è scritto, appena comprato, metterlo in frigorifero. Perché? È proprio un regolamento europeo. Poi non tutti lo fanno, però appunto il motivo è che le uova diciamo, possono essere contaminate dalla salmonella, che è un batterio patogeno. Nella stragrande maggioranza dei casi non è mortale, però insomma può creare problemi. Quindi ogni tanto, cioè, la salmonellosi è endemica negli allevamenti di galline e ovaiole in Italia. C'è. E non si può eradicare. Ogni tanto, se una gallina, loro non hanno sintomi, non gli crea nessun tipo di problema, mentre la salmonella crea molti problemi a noi se veniamo contaminati. La salmonella può essere sia sulla superficie dell'uovo, sul guscio, ma anche all'interno a volte. Allora, le uova vanno conservate in frigo perché le temperature del frigorifero non dovrebbero superare i 5 gradi, impediscono, anche se ci fosse davvero la salmonella, non lo possiamo sapere, ma impediscono che si replichi. Per cui se io compro le uova, le metto nel frigorifero, le tengo lì al freddo, poi ci faccio se cuocio non c'è problema, ma se faccio delle preparazioni tipo la maionese, il tiramisù, cose per cui le uova non vengono cotte, allora non ho sviluppato una carica batterica tale da poter essere problematica. Se invece lo compro nel supermercato e supponiamo che in un caso appunto sfortunato ci sia la salmonella, se non ricordo male si trova una volta ogni 200 uova, quindi è rara ma non è rarissima, quindi c'è la salmonella. Se io la tengo fuori sul bancone, è lì si sviluppa perché i batteri alla temperatura ambiente, specialmente quando fa più caldo, e quindi quello è rischioso.
quindi si tengono in frigo. La prima parte della domanda è: ma perché allora le vendono fuori? Perché, no, che capisco possa essere un problema capire, perché i batteri per crescere hanno bisogno anche di umidità, per svilupparsi hanno bisogno di umidità. E allora il ragionamento del legislatore è stato quello: se io obbligo o concedo agli supermercati di tenere le uova in frigorifero, tu consumatore la compri, la prendi, la metti nel sacchetto, te ne vai in giro, si forma tutta la condensa sull'uovo. Quindi quando lo porti a casa c'è tutta quella bella condensa, e se per caso c'era la salmonella si sviluppa, e quindi è un disastro. Quindi è vietato, a meno proprio di un transito temporaneo, è vietato raffreddare le uova in tutta l'Unione Europea. Negli Stati Uniti, chi ha viaggiato un po' e magari ha visto un supermercato negli Stati Uniti, invece loro è obbligatorio tenerla nei frigoriferi, perché loro hanno un approccio diverso. Il loro approccio è: diamo per scontato che le uova sono contaminate, e quindi obblighiamo i produttori a lavarle di fatto con la candeggina, con del cloro. Quindi cioè puliamo le uova. Poi arriviamo alla domanda, ma mi sembrava giusto rispondere alla questione delle uova. Quindi puliamo con un lavaggio con acqua e ipoclorito di sodio le uova americane o canadesi, insomma di quel. E a questo punto però questo lavaggio toglie anche una pellicola protettiva naturale che hanno le uova, e quindi a questo punto senza questa pellicola qualsiasi batterio trova in giro può penetrare. Quindi da loro, dopo il lavaggio obbligatorio, sono obbligati a tenerle dentro. Il legislatore europeo, ma questa è una tendenza generale della legislazione europea, non dà per scontato che tutto sia contaminato, ma pone dei disincentivi e degli incentivi per obbligare i produttori a migliorare l'igiene locale, per cui è vietato ai produttori lavare le uova. Questo ha nel corso degli anni cercato di spingere i produttori a produrre e a far vivere anche le galline ovaiole in ambienti non sporchi. Quindi è tutto un sistema di incentivi, disincentivi. Quindi le uova che noi compriamo, le vedete così, non sono state lavate, perché è proprio vietato, quindi sono così, per cui c'è tutto un sistema in cui l'uovo viene deposto ma non rimane lì sporco, viene portato via, c'è tutto un sistema molto complesso. Però morale della favola: compratevi le uova e tenetevi. Parlando di uova, ecco, questo è un grande. Prima hai parlato di confusione, no? Anni fa, facciamo 20 anni fa, fine anni 90, le uova erano demonizzate. Sembrava quasi che una bomba batteriologica, non per la salmonella ma per il colesterolo, no? Questa sostanza che se alcuni tipi di colesterolo, se presenti in alte quantità, possono dare tutta una serie di problemi al sistema cardiovascolare. Perché? Perché le uova, come molti prodotti animali, contengono colesterolo, contengono questa sostanza. E quindi, siccome c'erano stati degli studi che mostravano che alti livelli di colesterolo nel nostro corpo erano associati a, per esempio, più infarti, più malattie cardiovascolari, il consiglio è stato: riducete le uova, mangiatene pochissime, non mangiatele, statene lontani. Adesso è il contrario invece. Poi questa è però un po' la scienza che procede. Capisco che sia difficile a volte accettare il fatto che a volte arrivano delle scoperte che dicono ci eravamo sbagliati. Per cui a un certo punto si è capito che il colesterolo, comunque alti livelli del cosiddetto colesterolo cattivo, diciamo così, LDL, non so se qualcuno di voi si guarda le analisi del sangue, comunque quello lì fa male, superare certi livelli per tanto tempo. Quello che però si è capito è che non c'è una correlazione diretta tra il colesterolo che noi mangiamo e invece quello che noi produciamo normalmente. Per cui a un certo punto sono arrivate le nuove linee guida che dicono: no, contrordine, compagni, no, si può tornare a mangiare le uova, che viene percepito con molta frustrazione dal consumatore, dal cittadino, e lo posso capire. Però questo è un esempio appunto di cibo che a un certo punto è stato additato come cattivo e adesso è stato riabilitato. Poi anche qui non è il caso unico. No, non il burro per esempio è un altro, no? Ci sono tanti casi, ma infatti
la scienza nutrizionale è molto complessa. La cosa più difficile è fare degli esperimenti. Cioè, io sono un chimico, e i chimici cioè noi siamo facilitati. Io posso prendere le sostanze, le misuro, le scaldo, non mi scappano via, non vivono, no? Non sono mai stati vivi. E fare esperimenti, io non posso decidere che, non so, voglio scoprire se mangiare cicchetti tutte le sere, no, fa bene o fa male, no? Io non posso, io dovrei prendere questo campione, dividerlo a metà, vi rinchiudo per 10 anni, allora questi alla mia sinistra tutte le sere cicchetti e voi no, voi vi do la verza, no? Per 10 anni. Non si può fare ovviamente, ma anche, a parte il caso, ma anche il singolo alimento, no? Ti dice, ma i broccoli fanno bene, quest'altro fa male. Noi non possiamo fare esperimenti di questo tipo, sì, li possiamo fare prima in vitro, poi sugli animali. E quindi devono, chi fa studi di questo tipo, gli epidemiologi, prendere un po' di informazioni sulla mortalità, per esempio, delle persone, sulla longevità, cercare di capire cosa stavano mangiando, ma ognuno di voi mangia in una maniera diversa, quindi è molto complicato e a volte, quindi non è strano, non c'è nessun complotto, no? Non è strano che un articolo o un gruppo, il singolo articolo non dimostrava niente, ma a un certo punto il consenso scientifico cambia. Però tu dici, per esempio, nel libro che ci sono dei cibi a energia negativa. No, non ci sono. No, queste non ci sono. Questo è è un'altra delle diete, delle diete bislacche, quelle che non sono sensate. Adesso, però appunto la questione del cibo, cioè ci sono le cosiddette linee guida internazionali, ce le abbiamo noi che in Italia, adattate alla nostra cosiddetta piramide alimentare, in ogni paese ce ne sono varie. E sono più o meno tutte uguali nel mondo. Si dice che non è da demonizzare. Sì, lo schema, non c'è da demonizzare il singolo alimento, ma quello che è molto più importante quello che noi mangiamo globalmente, nel giorno, nella settimana, nel mese, no? Ok. Quindi le uova non sono da evitare, però se ti mangi 7 uova al giorno, oltre al fatto che sono grasse, ma soprattutto se mangi tanto di una cosa sempre, non stai mangiando altre cose, quindi la varietà viene ridotta e quindi le linee guida sono sempre le stesse, che sono supportate dalla ricerca scientifica. Noi dovremmo, se guardiamo la longevità, noi dovremmo consumare la metà circa della nostra energia giornaliera dai carboidrati. Meglio se sono cereali integrali, quelli dei legumi vanno benissimo, ridurre se si può, insomma, il consumo di zuccheri liberi, quindi le bevande, ma anche i succhi di frutta e così via. Quindi, dolci. Sì, ma anche lì non c'è da demonizzare. Nessuno dice che dobbiamo ridurli a zero, ci sono delle linee guida, insomma, delle quantità giornaliere, insomma, decine di grammi. Uno, se si mangia una fetta di torta ogni tanto, io la mattina mi facevo i 50 grammi di colomba, certo, però poi non mi mangiavo la cheesecake a pranzo e il tiramisù alla sera, perché allora a questo punto la somma degli zuccheri totali andava oltre certe cose. Quindi sono queste linee guida, quindi mangiare pochi prodotti animali, tanti ortaggi, tanti legumi, tante verdura, frutta. Noi dobbiamo mangiare le famose 5 porzioni, tra 2 di frutta e 3 di legumi e 3 di ortaggi. Non le mangia quasi nessuno in Italia, no? Quindi non ci sono cibi negativi. No, perché poi una di queste diete che salta fuori, se qualcuno di voi ha un cellulare e scrive cibi a energia negativa, l'idea è questa, che dalla termodinamica, quindi parlando di termodinamica, l'idea è: che bello sarebbe se ci fosse un cibo per cui io lo mangio e mi toglie cioè l'energia che consuma il nostro corpo per mangiarlo, per metabolizzarlo, perché ovviamente abbiamo un consumo, è negativa, cioè riduce. Quindi io mangio e di solito è identificato nel sedano. Il sedano, se voi sì, cioè purtroppo sui siti ogni tanto salta fuori la dieta del sedano, mangi e dimagrisci, cioè è l'ideale, no? E uno si strafoga, puoi mangiare, cioè, io avrei preferito il cioccolato, no? Uno diceva mi strafogo, mangio il cioccolato e dimagrisco, no, il sedano me lo faccio andare bene. Ecco, però poi appunto questa è una di questa
voglia di trovare delle soluzioni semplici a dei problemi complessi. Qualcuno poi ha fatto i calcoli e si vede che non è vero, cioè semplicemente è buonissimo il sedano, non spezza fame, pochissime calorie, ma non sono negative, quindi l'idea che io possa ingozzarmi di sedano e perdere peso non funziona. Però esiste tecnicamente, scientificamente, un alimento che ce le ha queste energie negative, che è il ghiaccio. Perché noi viviamo, no, è una cosa abbastanza semplice, noi viviamo a 37 gradi, quando noi mangiamo un pezzo di ghiaccio, quindi 0 gradi, lo tiriamo fuori dal freezer, diciamo, meno 18, ma arriva a 0 gradi velocemente, il nostro corpo spreca delle calorie per riscaldare. Quindi concettualmente uno potrebbe, effettivamente consuma un pochettino dell'energia del nostro corpo. E quindi immancabilmente c'è stato un medico che ha lanciato la dieta del ghiaccio. La dieta del ghiaccio. Qualche anno fa immediatamente ovviamente ha fatto un libro, cioè anch'io ho fatto un libro, sono un po' ipocrita a dire questa cosa, però è vero, insomma. E immediatamente le star di Hollywood hanno iniziato a cercare di seguire questa dieta del ghiaccio, no? E anche lì non è sensato, io non è che il ghiaccio non dà nutrimenti, l'acqua mi serve, ma io ho bisogno di nutrimenti, non può essere una dieta. E allora nel libro, sono un po' per prendere un po' in giro, io ho unito le due cose e ho proposto la dieta del sedano ghiacciato, no? Perché a questo punto, no? Però anche lì non funziona, anche perché io poi il sedano di solito lo uso per prendere sull'hummus, che i ceci sono buoni, ma c'è tutto l'olio dentro, per cui è molto calorico. Quindi il cibi a energia negativa ne ho presa solo una, ma di queste diete bislacche ce ne sono tantissime, quindi non volevo far diventare il libro una roba troppo ridanciana, diciamo così, quindi un capitolo ci stava per una roba un po' priva di sedano, priva di senso. Che sui social il sedano è buono, anche i finocchi secondo me sono ottimi con l'hummus. Dico, è vero che sui social queste diete bislacche si sono moltiplicate, quindi è molto più difficile, no? Capire. Sì, no, esatto, e qui sono serio, infatti io insomma mi sono creato anche una serie di nemici, diciamolo chiaramente, ma non solo da questo, ma con questo libro soprattutto, ma anche altri, perché finché c'è l'influencer che ti propone la roba bislacca del momento, e ce ne sono tanti purtroppo, no? Una delle cose che mi dà più fastidio, per esempio, è quelli che propongono delle diete collegate all'analisi del DNA. Non ha nessun senso scientifico, no? Però ti propongono. E anche all'oroscopo, no? All'oroscopo uno dice, vabbè, cioè, se ci credi, vabbè, come c'è un proverbio, dice ogni minuto nasce un cucco, beato chi se lo cucca. No? Credo sia un proverbio bellunese, mi hanno detto, non sono sicuro. Ecco, ho un amico di Belluno. Ecco, l'oroscopo, però se ti fanno un'analisi in farmacia, no? Ti fanno l'analisi, c'è tutto anche una teatralità, no? Che sembra scientifica, ti fanno l'analisi, l'analisi del DNA, mi ha detto che non devo mangiare il prosciutto cotto, però il prosciutto crudo sì. No? E quindi finché c'è l'influencer, ovviamente, che fa la pubblicità, no? Uno dice, vabbè, insomma, purtroppo che capita. Ma il problema, secondo me, infatti quello della dieta del ghiaccio era un medico, quello della dieta del petto di pollo era un farmacista, e sono i medici, sono chi segue. Sì, esatto, uno dice, vabbè, ma è un medico, è un nutrizionista, è un lo saprà lui, no? Mia mamma guarda le trasmissioni televisive delle TV insomma, piccoline, e a volte quando sono lì da lei sento delle robe e mi metto a inveire contro la televisione, dice, ma che cosa sta dicendo sto qua? No? E lei dice, ma cosa ne sai tu? Lui lo sa, è un medico, no? E purtroppo, cioè, questi personaggi che sono pochissimi, ma sono quelli che poi riescono a raggiungere 1 milione di follower. E io non mi sento di condannare le persone che hanno creduto e sono cadute e quindi si sono fatte fare il piano alimentare, perché uno si fida, e purtroppo poi, tra l'altro, fosse solo per quello, uno dice magari abbiamo toccato il fondo. No, perché purtroppo ci sono anche invece cose che riguardano la salute. Quando ti propongono diete particolari per guarire dal cancro, per guarire dall'Alzheimer, cioè, quindi lì è ancora lì mi fa proprio arrabbiare, perché quando una persona è ammalata o ha un familiare ammalato e
e non sa più a che santo votarsi, è fragile e quindi capisco benissimo che quando non sa più dove girare la testa, c'è qualcuno che ti dice guarda io ti curerò il tuo cancro perché ti faccio a base di clisteri, a base di caffè, non è un'invenzione, e la gente ci crede. Cioè io appunto da malato oncologico, perché anch'io ho avuto un tumore, cioè mi dà veramente mi fa incazzare, e soprattutto mi fa arrabbiare il fatto che spesso purtroppo l'ordine dei medici non fa niente contro queste persone, che spesso hanno canali Telegram e gruppi Facebook chiusi. Tu puoi anche provare a fare l'esposto all'ordine dei medici e ti dicono no, tutto bene. Ecco, cose di questo genere mi danno molto fastidio. Al punto di partenza. Mi scuso per l'intermezzo che insomma ha fatto siamo passati da una roba che faceva ridere il sedano ghiacciato a una roba di questo genere, ma so, perché purtroppo c'è chi se ne approfitta. No, dicevo, torniamo al punto di partenza, per cui anche trovare una via verso una direzione di appunto un'alimentazione sana anche per la salute è un percorso che deve essere fatto con coscienza e in modo personale, quindi richiede un impegno anche, no? Richiede un impegno personale per trovare la via giusta. Allora, ecco, scusa, la domanda era questa: siccome il tema del festival è la via dei talenti, immagina la via dei talenti, appunto volevo chiedere proprio questo, cioè qual è il talento che uno deve avere per orientarsi? Allora, a me il talento sia i medici che a me il talento che piace di più è lo scetticismo. Cioè, io dico sempre, lo dico anche ai miei studenti quando faccio lezione, cioè la scienza è scetticismo organizzato. Devi comportarti come se qualsiasi affermazione sia falsa, a meno che qualcuno la dimostri vera. No, questo lo so che i filosofi non sono d'accordo con questa cosa qua, ma pragmaticamente per uno scienziato o tu mi dimostri che quello che stai dicendo è vero, mi porti delle prove a supporto, esperimenti riprodotti, oppure quello che tu dici non vale niente. Tu puoi essere un premio Nobel, ci sono premi Nobel che sono partiti per la tangente e hanno raccontato sciocchezze così, solo perché avevano vinto il premio Nobel, no? Ecco, quindi lo scetticismo è la prima cosa. La seconda cosa è la curiosità e la costanza, la perseveranza di andare a trovare queste informazioni che ci sono, perché se uno va, cioè le linee guida, uno scrive linee guida sana alimentazione italiana, c'è un istituto pubblico, l'INRAN, che è stato preso adesso dal CREA, quindi che sta sotto il Ministero dell'Agricoltura, c'è anche il sito del Ministero della Salute, ci sono tutte le linee guida, tutti i PDF, i libri che uno può leggere, ci sono le app, e uno legge quelle robe lì, e purtroppo non hanno molta visibilità, perché nessuno diventa un guru dicendo mangiati 80 grammi di pasta, stai attento al sugo, che a volte le calorie che prendi col sugo sono di più di quelle che prendi con la pasta, no? L'insalata va benissimo, nessuno diventa l'influencer della zuppa di fagioli con le seppie, che io adoro, cioè, no? Certo, no? Quindi chissà perché poi queste persone spesso prendono dei cibi esotici, no? La quinoa, il tè verde, no? Che perché, mi piace la quinoa, ma perché? Perché ti fa scattare qualche cosa, no? di esotico, arriva dall'Oriente, no? Io mi immagino che gli influencer di là usino le rape e il peperone di Carmagnola, però appunto dice molto di più sulla psicologia dell'essere umano. Quindi uno, se scrive linee guida e fortunatamente, a parte quei appunto 4 scappati di casa col camice che promuovono queste diete senza senso, la stragrande maggioranza dei professionisti sono seri e appunto fanno il loro lavoro e le seguono. Però la voglia di trovare la soluzione magica, no? Prendendo il tè verde, il lime, io mi ricordo quando ero più giovane, il lime dei Caraibi, che lo mettevano anche io non sapevo cosa fosse il lime, perché lei lì mette lo shampoo, no? Il lime dei Caraibi, no? Il lime adesso lo uso per fare il guacamole. Per cui questi ingredienti, la quinoa, le bacche di goji, cioè arrivano ogni anno. È una moda anche le bacche. Durano un anno. Prima te le spacciano per mangiare, poi di solito le mettono nei detersivi, nello shampoo, non si sa mai, no? E poi spariscono, sostituite da altre mode, no? Per cui le informazioni ci sono semplici,
ma non facili da seguire. Cioè, la termodinamica, appunto, le basi che io racconto sono cose molto molto semplici, ma purtroppo non sono facili da seguire. Perché? Perché viviamo, per esempio io appunto lavoro, sono in ufficio, non mangio a casa, cioè vado a mangiare davanti all'ufficio, c'è un locale o altri posti. Io non so quanto, io non riesco, dopo aver insegnato termodinamica per 20 anni ai miei studenti, insegno chimica degli alimenti, io ho ancora difficoltà a dare una stima a occhio del contenuto energetico di un piatto che mi arriva lì, non lo so. E quindi è facilissimo sottostimare, per esempio, l'energia di quello che noi mangiamo. Per cui le basi sono quelle, ma poi metterle in pratica non è affatto semplice. È per questo che quando uno la prima volta va da un nutrizionista, un professionista, ti stilano un piano alimentare, sì, ma non uguale per tutti fotocopiato, che si basa su quello che uno mangia, su quello che uno gradisce mangiare, perché mangiare è anche un piacere. E se uno arriva alla fine della serata che non gli è piaciuto quello che ha mangiato, è stato costretto a mangiarsi cose che non piacevano, che ha fame, la sua dieta fallirà sicuramente. Quindi scetticismo verso diciamo, soluzioni facili e perseveranza un po' per mettersi a cercare le informazioni, delle linee guida delle o società scientifiche o del ministero, l'Unione Europea ha dei bellissimi siti, anche appunto il CREA e così via. Ci sono le informazioni, è solo che è difficile trovarle, insomma. Cosa? Allora, quelli sono i farmaci, diciamo le pillole. Allora, no, quelli sono punture, perché allora, nel libro, vabbè, io da chimico sono ovviamente interessato, cioè mi piaceva anche la parte chimica, quindi racconto anche la storia dei tentativi chimici e farmacologici di far dimagrire le persone che ne avevano bisogno attraverso appunto pillole. È una storia che nasce verso la fine dell'Ottocento, quando avevano capito che dando estratti di tiroide delle pecore a persone potevano aumentare il loro metabolismo se avevano dei problemi alla tiroide, e si vedeva che chi aveva un problema alla tiroide, che è collegata alla velocità del nostro metabolismo, cioè a quanto noi consumiamo, molto spesso chi era ipotiroideo, era anche in sovrappeso spesso, o addirittura con l'obesità. Quindi l'idea è stata: gli diamo questi estratti di tiroide delle pecore e quindi gli alziamo il metabolismo, e quindi le persone che sono in sovrappeso dimagriscono. Le punture sono un'altra cosa. No, quello non ha funzionato. No, le punture ci arriviamo. Da lì in avanti, dagli anni 30 in avanti, poi hanno provato tantissime pillole. Infatti uno dei capitoli si chiama Il cimitero delle pillole, perché è proprio un fallimento dietro l'altro di tentativi di giocare su questi due parametri, no? Il consumo energetico nostro e l'alimentazione, e sono falliti tutti, cioè non funzionavano. Nel caso migliore tutte queste pillole fino agli anni 90 non funzionavano, nel caso migliore. Nel caso peggiore morivi, oppure ti venivano dei tumori, oppure sviluppavi istinti suicidi, robe di questo genere. Cioè, quindi a un certo punto arrivavano queste pillole, cioè la metanfetamina. Chi ha visto, non so, Breaking Bad per esempio, la metanfetamina era un farmaco, adesso no ovviamente, ma è stato proposto come farmaco per far dimagrire, perché toglieva la fame. Quindi alla fine si gioca sempre su queste cose. Negli ultimi 3 anni, proprio una roba recentissima, si sono insomma, affacciati sul mercato queste nuove punture, perché queste non sono pillole ma vengono fatte delle punture, che sono a base di sostanze, il nome commerciale è lo Zempic, l'avrete magari anche sentito parlare, sono a base di un principio attivo che si chiama semaglutide, e erano farmaci che sono stati sviluppati diciamo, negli anni 2000 per il diabete. E molto spesso chi ha un'obesità sviluppa il diabete e viceversa, quindi quello che si è visto è che questi farmaci che diciamo, interferiscono e entrano giocano sui nostri ormoni. Cioè, abbiamo tutta una serie di ormoni, un complesso ormonali molto, molto complesso, quindi l'insulina che fa entrare il glucosio nelle cellule, la grelina che stimola il senso di fame, la leptina che avvisa, cioè c'è tutta una serie di ormoni, per cui è anche
difficile andare a toccare. Comunque hanno trovato questa semaglutide e come effetto collaterale dato ai diabetici questi perdevano peso molto velocemente. E quindi quando questa cosa, diciamo, è uscita un po' dall'ambito clinico ed è arrivata sui giornali, quindi stiamo parlando appunto di 3 anni fa, dopo la pandemia, negli Stati Uniti, chi voleva dimagrire velocemente, grazie, ha cominciato a comprare, a prendere, perché non viene passato dal servizio sanitario, a prendere questi farmaci, non per i diabetici, ma per dimagrire. È diventata un po' una moda, no? Sì, In America. allora, sì, lì c'è stato addirittura un momento in cui c'era carenza per i diabetici di questi farmaci e in pratica si fa una iniezione sotto pelle, sulla pancia, e dura una settimana. Quindi ogni settimana uno deve fare queste iniezioni. E la richiesta, partita ovviamente come sempre dai divi di Hollywood, che nel giro di veramente pochi mesi perdevano 10 kg, una roba di questo genere, e poi quindi c'è stata addirittura una carenza di farmaci per il diabete. La cosa poi è arrivata anche da noi, sono altre aziende, l'azienda che ha prodotto che produce ancora questo farmaco, la Novo Nordisk, addirittura, cioè, ha avuto un aumento in borsa pazzesco, perché tutti, cioè nel mondo, milioni di persone volevano acquistare questo farmaco, ha addirittura fatto variare il PIL della Danimarca, tanto per dirvi quanto. Poi sono arrivate altre aziende, la Eli Lilly, e allora c'è un grosso dibattito su questi farmaci. Allora, prima di tutto si è capito che sono stati fatti degli studi, funzionano, nel senso che ti fanno perdere anche il 20-25% del peso tuo di partenza, che è tantissimo. Le migliori diete che funzionano, quelle che dicevamo prima, più del 10% è difficile, perché poi dopo il corpo dice no, io non ti faccio più dimagrire, le mie riserve di grasso me le tengo. Quindi per chi ha un'obesità deve perdere magari 30-40, cioè una dieta normale non può funzionare, purtroppo. Tanto è vero che ci sono le procedure chirurgiche. C'è un grosso dibattito in questo momento, perché prima di tutto appunto uno si chiede, ma come fanno a funzionare? Sono magiche? No, agiscono sugli ormoni e sul senso di fame, quindi di fatto non hai fame, non mangi. Hai però una perdita molto elevata di peso e puoi avere degli effetti collaterali che fortunatamente rispetto a quelli che vi dicevo prima non sono gravissimi, cioè non hai gli istinti suicidi, non muori, però ci sono alcuni effetti collaterali rari, ma ci sono, quindi al pancreas ti possono venire una pancreatite, problemi alle retine, però sono molto rari. Quindi il dibattito adesso è, no? Ci sono molti, anche medici, che sono ferocemente contrari e altri invece che dicono no, ma insomma è uno strumento che possiamo utilizzare. Io non do il mio parere, però faccio notare che chi ha 30-40 kg in più rispetto a quello che appunto le varie tabelle di mortalità dicono, soffre di rischi maggiori di varie malattie. E quindi alcuni sostengono che il beneficio sicuro che c'è nel far perdere di peso a persone che veramente hanno dei rischi per la salute potrebbe essere superiore agli eventuali, ma ancora non li sappiamo, rischi a lungo termine che ovviamente non sappiamo, perché questi farmaci sono in giro da 3 anni. L'altro cosa da considerare è che questi farmaci, nel momento in cui uno smette di prenderli, uno ritorna a mangiare come prima e riprende peso. E quindi è sempre questa... cioè i meccanismi ormonali che ti fanno sì che questi farmaci di fatto ti spengono la fame, ti rallentano lo svuotamento dello stomaco, quindi uno finché ha lo stomaco pieno non c'ha voglia di mangiare, ti tolgono proprio il pensiero della fame, quello che chiamano il food noise, il rumore del cibo, no? Che ti fa ossessivamente pensare al cibo, sempre stai mangiando a pranzo e pensi già cosa vorrai mangiare la sera e così via. In realtà ti creano addirittura nausea. Io nel libro ho riportato un dialogo con una persona che sta prendendo questi farmaci, che mi segue da tempo, e le dice: io sono rinata perché non penso più ossessivamente al cibo, e addirittura le prime settimane io vedevo una pizza e mi veniva da vomitare. Quindi insomma, la parte psicologica, c'è assolutamente la parte psicologica, e in più c'è questa cosa che dicevo, quindi uno
sa che nel momento in cui smette di prenderli riprende peso, e purtroppo questi farmaci, a meno che uno sia diabetico, non vengono passati dal Servizio Sanitario Nazionale, nonostante, tra l'altro è una notizia di pochi mesi, poche settimane fa addirittura, che appunto l'obesità è stata ufficialmente classificata come malattia. Però un trattamento da noi con queste punture costa qualche migliaio di euro all'anno. Negli Stati Uniti costa qualche migliaio di dollari al mese. Quindi c'è anche ancora c'è più anche, elevato. sì, perché loro hanno le assicurazioni di mezzo, non hanno il servizio sanitario, quindi ci sono le assicurazioni di mezzo, quindi c'è anche un tema di disparità sociale, perché poi molto spesso sono proprio le fasce più deboli che mangiano male, sono quelle che avrebbero più bisogno di questo. Quindi insomma c'è tutto un dibattito che ovviamente non coinvolge solamente la medicina, ma tutta una serie di aspetti psicologici, sociali, e di alcune cose noi non sappiamo. Però appunto una cosa che mi diceva la ragazza che ha chiacchierato con me e si è prestata, appunto, gli ho chiesto: vuoi che mettiamo la nostra conversazione sul libro? E gentilmente mi ha dato il permesso. Dice: io quando smetterò di prendere, perché è una questione di costi, non tutti possono permetterselo, cosa succederà? Quindi è il discorso delle diete che dicevamo prima: una gran parte riprenderà peso se contemporaneamente hai imparato a mangiare diversamente, a mangiare meglio e a muoverti di più, cosa che non è facilissima, cioè è facile da dire ma in pratica da fare no. Speriamo che appunto che rimanga lì. Quindi c'è tutto un grosso dibattito su queste, che coinvolge appunto non solo gli aspetti medici ma gli aspetti economici. Il Servizio Sanitario Nazionale non può permettersi, non abbiamo le risorse. Anzi, le risorse del servizio sanitario, cioè, diminuiscono sempre di più, lo proviamo tutte le volte che vogliamo provare a fare un'analisi, no? Prenotare una risonanza, una roba di questo genere. Io devo prenotare una risonanza, me la danno fra un anno, per dire, insomma, di follow up. Insomma, quindi insomma torniamo al punto del talento, che deve essere in questo caso lo scetticismo. Ma a me piace molto l'essere scettico, secondo me è una cosa che ti aiuta molto nel non cadere in trappole. Sì, mi stavo per dire vittima, ma a volte è un po' sbagliato dire vittima, insomma, cadere a volte così in trappola da quando così te la indorano troppo la pillola, no? Se una cosa è troppo bella per essere vera, allora molto probabilmente è falsa. Insomma, questo è il mio motto. Insomma. Grazie. Vi sarete resi conto che io parlo troppo, sono un po' logorroico, per cui insomma bloccatemi pure, bloccami. Senti, ma in questo viaggio, perché poi è un viaggio, no, che tu hai fatto in questo mondo, che cosa hai capito un po', insomma, di come è cambiato anche, no? C'è una parte che riguarda gli aspetti psicologici e quindi lo stile di vita delle società nel tempo, no? Ma anche il nostro approccio poi con il mondo dell'alimentazione. Tu come punti, insomma, così un po' i fari della... Allora, io faccio un po' l'osservatore esterno, no? Quello che appunto il naturalista che guarda il leone mangiare la gazzella da lontano, nascosto dietro il cespuglio, perché io non sono un ricercatore. Un po' scettico, però appunto la gazzella la voglio vedere, non mi fido di quello che dice: ho visto una gazzella, ho pescato un luccio grande così, no? Mio padre era un pescatore. Quindi quello che noto, che ho notato nel corso degli anni, perché poi adesso ho deciso di dedicarmi al mondo delle diete, anche perché, come dicevo, volevo dimagrire, ho voluto dimagrire per questioni di salute, perché quando cominciavo a sentire il fiatone, salire le scale per andare in ufficio, mal di schiena, cose di questo genere, ho detto: ma forse è il caso che mi ci metta davvero, no, seriamente. Però nel corso degli anni, appunto, io mi sono occupato di varie cose, sempre che ha a che fare col cibo e la chimica, quindi cose di sicurezza alimentare, come la questione dell'uovo prima che dicevamo, o il botulino, la salmonella, la toxoplasmosi, quando ho parlato di pulizie. Ho fatto anche cose, diciamo, più divertenti, il libro la scienza della pasticceria, quindi diciamo, mi sono occupato di varie cose e quindi guardo un po' questo mondo del cibo e diciamo
stiamo, ormai è da un po' di decenni, no, che io quando ero ragazzino, ma anche quando andavo all'università, quindi stiamo parlando un bel po' di anni fa, diciamo così, quindi gli anni 80 e 90, fine anni 80, cioè uno accendeva la televisione, non c'erano le trasmissioni di cucina ovunque, no? Adesso è difficile trovare qualche cosa, anche trasmissioni che non c'entra niente, dove non ci infila dentro un cuoco, il pasticcere. Io mi ricordo quando è esplosa la moda di MasterChef, no? E da lì poi c'è stata la declinazione. Una volta c'era solo la prova del cuoco, trasmissione storica. Poi in televisione ci si è sempre occupati di cucina, di alimentazione, in una maniera un po' diversa, però, no? Non per buttarti lì e farti venire fame, era anche una cosa un po' culturale, no? C'era Mario Soldati che ha fatto i suoi documentari su... Adesso il cibo è ovunque, ovviamente siamo in un ambiente che anche, ovviamente, per qualsiasi tema c'è qualche scienziato che l'ha studiato, no? E ha coniato qualche nome. Gli scienziati hanno coniato questo nome di siamo in un ambiente obesogeno, cioè siamo talmente sovrastimolati al supermercato, in televisione, sulle riviste, così, cibo da tutte le parti, che il nostro corpo, il nostro cervello, che ha funzionato bene per milioni di anni e quindi mangiava quando riusciva, ma l'epidemia di obesità è iniziata negli anni 70, negli anni 80. Se uno va a vedere le curve iniziano dagli anni 80 circa, no? E quindi uno dei colpevoli, anche se è molto diffuso, è appunto questo ambiente dove c'è il cibo che arriva dappertutto. Io ho iniziato la mia carriera, diciamo, di divulgatore del cibo raccontando non queste cose, diciamo, serie, no? Ma raccontando delle meringhe, chi mi segue da tempo, no? Quando avevo un blog, delle meringhe, di come si fa il pan di Spagna, cose di questo genere. E già notavo all'epoca dei blog, no? Non so se ti lo ricordi, no? Prima ancora che arrivassero i social, c'è stata questa prima esplosione di blog di cucina, dove appunto tutti facevano appunto ricette. È una cosa che io avevo notato, infatti quando facevamo diciamo, ci trovavamo tra blogger, no? Che io raccontavo la parte di scienza, il mio blog si chiamava Scienza in Cucina, esiste ancora ma non ci scrivo più da anni, insomma. E notavo che la stragrande maggioranza delle ricette proposte erano dolci, sempre. C'era chi proponeva torte e biscotti tutti i santi giorni, no? Tutti i santi giorni. E se uno fa i conti con le famose linee guida, uno dovrebbe accettare l'idea, triste lo so, ma dovrebbe accettare l'idea che uno mangia magari 1-2 volte alla settimana dolci, no? E invece nessuno preparava ricette con le rape, che lo posso capire, anche a me non piacciono moltissimo le rape, però i peperoni io li adoro, no? Però nessuno preparava... Quindi la prevalenza di calorie, perché ovviamente i dolci, lo zucchero non è cattivo di per sé, i grassi non sono cattivi di per sé, ma se c'è una proposta, è un ambiente sociale, un ambiente economico che ti propone cibi che sono molto calorici, perché sono buoni, lo zucchero piace a tutti, è una cosa genetica, non ci possiamo fare niente, è proprio dentro nei geni, no? Il far piacere il dolce ai bambini e poi a tutti gli adulti. Non è un caso che il latte materno e il latte di tutti i mammiferi, quasi tutti i mammiferi, sia dolce, che contiene degli zuccheri, il lattosio in particolare. Quindi osservando queste cose nel corso dei ormai insomma più di 20 anni, io ho visto appunto un'esplosione di contenuti di qualsiasi tipo, sono esplosi anche i festival, questo è il festival delle idee, ma c'è il festival della salamella, c'è il festival del cibo, ci sono festival che va benissimo, cioè il cibo ha anche un aspetto culturale molto importante, e però secondo me la dice lunga su quanto noi siamo bombardati da immagini, da un'iconografia, da un immaginario anche, poi soprattutto l'immaginario femminile, anche lì poi giochiamo un tema molto, molto complesso, no? Sulle diete, sull'immaginario delle cosiddette appunto figure, come dovrebbero essere le figure ideali e così via. E quindi siamo sopraffatti. Io appunto osservo come appunto chi guarda il leone mangiarsi la gazzella, o magari fortunatamente la gazzella a scappare, tengo la gazzella. In questa tua osservazione hai notato che in questi ultimi anni
le ultime generazioni, i giovani sono più attenti al cibo, vanno molto in palestra, cioè c'è stato un cambiamento, è reale? Allora, oppure... alcune cose sì, su alcuni temi. Per esempio, una cosa che forse magari dirlo in Veneto non è proprio popolarissimo, però per esempio è una cosa nota che i giovani consumano molto meno alcol, soprattutto molto meno vino della generazione precedente, o della mia generazione. Di sicuro l'abuso di bevande alcoliche, siccome l'alcol è un cancerogeno noto e ha tutta una serie di conseguenze anche sociali, ecco, per esempio questa è una cosa che io noto, notano le statistiche, tanto è vero che hanno cominciato a essere prodotte la birra senza alcol, per esempio, che va molto con i ragazzi. Il vino senza alcol in altri paesi viene prodotto, in Italia c'è una resistenza della produzione, ovviamente, più o meno come c'è la resistenza ipotetica, perché per ora è solo ipotetica, all'idea di avere, non so, la carne coltivata o cose di questo genere, no? Soprattutto delle generazioni più antiche. C'è una maggiore attenzione che però purtroppo non si vede poi, cioè tutte le statistiche dicono che l'obesità infantile sta aumentando, quindi c'è un po' sembra una contraddizione. Purtroppo questi studi devono durare anni prima di riuscire a capire cosa salta fuori, per cui abbiamo un fenomeno di obesità infantile soprattutto nel meridione, ma c'è anche in altri posti. Se uno va a vedere in una scuola elementare, appunto, c'è questo fenomeno. Contemporaneamente è verissimo quello che dici tu, un'attenzione quanto sia formale, quanto sia dovuta al fatto che appartengono a un gruppo per cui c'è una pressione sociale di un certo tipo, la stessa cosa che ha fatto sì che i giovani fumassero molto meno, no? Delle generazioni più di una volta. Ma anche lì bisogna andare a vedere quali sono i gruppi sociali. Negli Stati Uniti, che come al solito queste cose avvengono sempre prima, chi ha una cultura media più elevata ha cominciato a fumare molto meno, e infatti le aziende produttrici di sigarette si sono rivolte alle minoranze etniche, per esempio, quindi, e quindi il fumo tra le donne nere è aumentato, perché ovviamente le pubblicità che prima negli anni 50 facevano vedere la casalinga americana, no, che fumava allegra col grembiule e aspettava il marito, e adesso hanno altri modelli. Quindi non so, probabilmente... Però forse, cioè, tu pensi ci sia una maggior consapevolezza nel rapporto? Guarda, non... Come osservatore, ma io non ho il polso di un campione rappresentativo di persone. Io ti posso dire le cose che chiedono a me, ma le persone che seguono me, anche per esempio molti giovani mi seguono su Instagram e su YouTube, quello non è un campione rappresentativo, quindi sarebbe un errore statistico che se io traessi delle considerazioni solamente dalle persone che mi scrivono, così certo. Come chi siete voi qua non siete un campione rappresentativo della popolazione, ma neanche della popolazione di Venezia, perché avete scelto volontariamente di venire qui all'Ateneo Veneto a sentire, magari siete venuti a sentire anche altri incontri, quindi avete degli interessi culturali che probabilmente sono diversi da quelli della media, quindi è molto difficile. È per questo che servono appunto studi di lunga durata mirati per capire cosa sta succedendo nella società, quindi più ci si allontana dalla provetta e più ci si avvicina appunto all'individuo o al gruppo sociale o alla società, più tirare fuori delle conclusioni è molto difficile, quindi io non mi azzardo. E si vede che appunto consumano meno, sembrano avere un po' più di attenzione, però vediamo. Grazie. Abbiamo finito. Io direi che va bene. Grazie, ringrazio anche tutti voi. E se volete adesso si possono acquistare i libri qui all'uscita. Quindi io mi metto da qualche parte a firmarli? Adesso ti accompagna anche qua. Come volete. Perché ho visto... Va bene, resto qua, va bene? Ecco, ok. Grazie mille. Grazie a tutti.